Grande successo a San Piero Patti con la rievocazione della venuta di Federico IV d'Aragona. Un tuffo nel passato che ha appassionato i visitatori tra ricostruzione storica, spettacolo e degustazioni. Per il terzo anno consecutivo, l'amministrazione comunale e il gruppo storico di San Piero, con la collaborazione dell'associazione Insieme per la città, hanno riacceso la macchina organizzativa per un evento che ogni anno attira tanto pubblico. L'evento rievocativo è dedicato a uno degli episodi più importanti della storia sanpietrina, la rivolta popolare contro i baroni Orioles, avvenuta nel 1356, e il successivo soggiorno del re di Sicilia Federico IV a San Piero. Si tratta di una manifestazione nata nel 1999 e che, dopo un periodo d'assenza, l'amministrazione Marchello, insieme al gruppo Corteo Storico, ha deciso di rilanciare negli ultimi 3 anni, riuscendo anche ad ottenere il sostegno del Fondo Rievocazioni Storiche del Ministero della Cultura. La sfilata ha preso il via dai ruderi del torrione medievale, nella parte alta del paese, per poi snodarsi nel dedalo di viuzze fino ad arrivare nel cuore del centro storico. Non sono mancati tanti momenti di degustazioni di cibi tradizionali e le antiche botteghe. E siamo ritornati a San Piero Patti perché tra poco prenderà il via il corteo storico. Vedremo questa rievocazione, siamo pronti, partirà proprio da qui il corteo? Sì, esattamente, sta scendendo il re. Noi siamo qui per omaggiarlo. Voi siete? Le popolane. Da quanti anni partecipate alla rievocazione? Io il primo anno, le mie colleghe da qualche anno. Cosa ha in mano? Dei doni per il nostro re. Perché qui è stato accolto festosamente, il popolo lo ha acclamato e lo voleva. Uva, frutta di stagione. Io ho del grano con dei fiori da offrire alla regina. Da quanti anni partecipa al corteo? Da sempre si può dire, già dagli inizi. Poi c'è stato qualche anno il corteo non si è fatto, adesso è ripreso con grande partecipazione e grande entusiasmo. E lei? Io partecipo dall'inizio, diciamo, sia come popolana, a volte anche vesto come dama medievale e quindi e collaboro con l'associazione da sempre. Una bellissima iniziativa. Una bella iniziativa che, come diceva la mia amica, è stata, diciamo, negli anni, qualche anno si era fermato, però con la volontà di tutti la riportiamo avanti. Lei cosa ha in mano sempre? Io ho spighe di grano e dei fiori di campo da offrire al re per omaggiarlo. Cosa si prova indossando questi abiti? Una piacevole sensazione, una rievocazione, una bella rievocazione, sì. Beh. Da quanti anni partecipa? Io dall'inizio, poi c'è stato un attimo di fermo e adesso ho ripreso, proprio dall'inizio all'inizio. Vediamo che ci sono tantissime persone di San Piero Patti che partecipano alla rievocazione. Sì, dai bambini ai giovani, gli adulti, sì, c'è questa volontà proprio di fare comunità e allora non c'è migliore occasione di questa, di oggi. Allora, tra poco arriveranno il re e la regina e inizierà la corte e inizierà la festa. Perfetto, precisamente. Sì, ci raduneremo tutti in piazza, omaggeremo anche con una danza medievale il re e la sua corte e quindi un buon spettacolo a tutti.
Salto del passato. Vi dimostriamo, qui c'è il re. Benvenuti a questa rievocazione storica per la venuta a San Piero Patti di re Federico IV d'Aragona. Intanto un saluto particolare a Bella Sicilia di Onda TV che sta trasmettendo questa manifestazione, come sempre puntuale, precisa. In diretta siamo sul canale di Onda TV ed esattamente su Bella Sicilia. Un grazie al direttore Daniele Araga. Ci riportano indietro nel tempo.
splendide che sono. Gruppo medievale, Ruggero e Costanza stanno sfilando davanti ai vostri occhi. Approfittate per scattare foto, riprendete tutto ciò. E adesso stanno per fare il loro ingresso i figuranti del gruppo di rievocazione storica Dominus Fortitudo Terra dei Branciforti di Raccuia. Accogliamoli con un applauso anche loro. Dominus Fortitudo, terra dei Branciforti di Raccuia. E qui siamo nello stand della consulta giovanile, anche voi avete avuto un ruolo importante in queste giornate? Sì, abbiamo fatto l'osteria durante il corteo, stiamo offrendo il pane gunzato e un po' di vino rosato. Cosa abbiamo qua? Un cesto di... Sì, un po' di uva fragola di stagione, un po' di pane gunzato, un po' di vino. Avete riprodotto quindi questo ambiente, l'osteria era sempre presente in passato? Sì, assolutamente, devo dire che anche nelle edizioni passate è sempre stata organizzata dai ragazzi e quindi quest'anno l'abbiamo riproposta noi. Come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo visto anche ci sono altri gruppi da altri paesi, quindi è sempre un piacere vedere ospiti nel nostro paese. E a te il compito di offrire il vino ai passanti del corteo? Certo, per combattere un po' il freddo, anche se non c'è tanto, però ci vuole pure un goccetto di vino. Possiamo dire che è andata bene questa giornata? Sì, abbastanza, molta gente, molta affluenza. Ma qui si lavora in questo stand, cosa state preparando di buono? Pane fritto. Lei sta impastando, cosa fa? Sto stirando la pasta e poi si frigge.
con un po' di sale. Come si prepara l'impasto? L'impasto del pane, semplicissimo, farina, acqua e sale, lievito naturale, lievito madre, poi si fa lievitare bene, un paio d'orette e già è pronto da friggere. Poi la stiriamo, poi si taglia a pezzettini e si frigge in olio abbondante. Quindi sarà servito poi ai tanti visitatori? Certo, alla fine del corteo per tutte le distribuzioni. Cosa ne pensi di questa giornata? Bellissima, il tempo è stato bello, c'è tanta gente, siamo contenti, riuscita. Abbiamo messo la pasta che loro hanno preparato, la mettiamo nell'olio caldo e poi si gira e viene questo fuori. Poi si aggiunge solo un pizzico di sale? Dopo, quando sono fuori, sì, dopo che sono fritte si aggiunge il sale. Come vengono chiamati qui nel pane? In siciliano invece come si dice? Pane fritto. Pane fritto, pane fritto. La vostra è un'associazione? Sì. Centro aggregativo che stiamo facendo queste frittelle. Il centro aggregativo. Con la collaborazione della Voce delle Donne. Vedremo protagonisti anche a Natale, magari con qualche altra iniziativa allora. Forse sì, come l'anno scorso. Si prende il trucco e si fa così, si fa allargare verso l'esterno. Sì, siamo un po' in mezzo alle scrivanie. E naturalmente non poteva mancare il cibo tipico, quello della tradizione, per chiudere al meglio questa giornata dedicata alla rievocazione. Cosa avete portato? Ma abbiamo portato una porchetta qui della trattoria da Luciana, che come sempre piatti tipici, prodotti eccezionali. In questa occasione era proprio l'ideale e quindi Luciana, puoi spiegare come l'hai fatta così magari? Luciana, come è stata preparata? L'ho preparata con gli aromi naturali, rosmarino, tutto quello che c'è nell'orto, più le scorzette di agrumi, e l'abbiamo fatta cuocere nel forno a legna per 12 ore. Una cottura lenta e lunga? Sì, è stata tutta la notte. Come viene servita adesso? Adesso la tagliamo a fette e la serviamo nei panini con delle olive schiacciate e pomodori secchi. E allora tra poco si potrà gustare quindi questa porchetta. Quanto pesa? Almeno sui 30 kg. 30 kg. Cosa ne pensi di questa rievocazione? Sempre una bella manifestazione, ci siamo qua per questo, perché ci piace essere presenti in queste occasioni, e sono importanti per le nostre piccole comunità e speriamo di andare avanti sempre in questo modo. Grazie. Luciana, è bello vedere tante persone, tanti visitatori da ogni parte qui per questa giornata e per tante altre manifestazioni. Tu sei sempre presente? Sì, cerchiamo di essere sempre presenti, giusto per dare colore anche al nostro paese. Bravissimi anche gli uomini. Ammiriamo la loro esibizione.